Anche i viadotti bellunesi di Ponte nelle Alpi e Rio Salere lungo l'autostrada A27 sotto la lente della Procura della Repubblica di Avellino, che sta indagando sull'adeguatezza degli ancoraggi dei nuovi parapetti installati da Autostrade per l'Italia. E questo perché il fascicolo d'indagine scaturisce dagli accertamenti seguiti alla strage del 28 luglio del 2013 in A16 all'altezza di Monteforte Irpino, quando un pullman a causa di un guasto sbandò e finì giù dal viadotto causando la morte di 40 persone. Sotto accusa erano finite le barriere laterali del manufatto. Ora, nell'ambito di un filone partito da quell'episodio, la Procura ha notificato ad Autostrade la richiesta di esibire e consegnare la documentazione che consenta di appurare l'elasticità dei nuovi parapetti dei due ponti sulla 27. In una nota la società autostradale, che fa parte del gruppo Atlantia, guidato dalla famiglia Benetton di Ponzano Veneto, già chiarisce piena sicurezza e totale regolarità dell'opera viaria. Quello che si è verificato in Irpinia è a tutt'oggi il più grave incidente stradale in Italia per numero di vittime. Quanto alla sicurezza dei viadotti, è tornata di drammatica attualità anche dopo la tragedia di Ponte Morandi a Genova, tanto che tutti gli enti locali di competenza erano stati invitati a eseguire un sopralluogo dettagliato sullo stato dei manufatti. Nel bellunesi i controlli sono stati rinnovati dopo la tempesta Vaia di fine ottobre, ma lo stato dei ponti autostradali è di stretta competenza delle concessionarie. Le verifiche sulle barriere ricordano infine un'altra inchiesta, quella sulla solidità dello spartitraffico della 4 a Cessalto nel 2008, che cedette al salto di carreggiata di un tir, causando 7 morti.